partecipo ogni anno con molto affetto, poi quest'anno ha un significato ancora più profondo perché dentro di me sta crescendo una nuova vita, quindi spero mi porti fortuna. L'emozione amplificata. Esatto, l'emozione è sdoppiata. Amici di Bella Sicilia, i grandi momenti vissuti a Gradino Martino per la festa dei Tre Santi. Un giorno fantastico, ricordi di quando eravamo piccini. E io ogni anno, nel mese di agosto, a me mi chiama, Gesù Cristo mi chiama, io parto. Non ce n'è un momento che io lascio tutto e vengo qua, perché questa festa è poi il mio paese, è sempre il mio paese, anche che sto a Bagheria, il mio paese è sempre il mio paese. Per noi questa festa è una festa importantissima, fede, devozione, appartenenza sono trasmessi in ognuno di noi e emozioni uniche durante questi 3 giorni di festa. Siamo agli Sgoccioli, una festa che noi paesani amiamo, ma anche tutti gli altri, da come si può vedere dalla gente che c'è. Qualcosa di emozionante, qualcosa di importante per tutti i galatesi, ma soprattutto per me dal punto di vista sia cattolico che soprattutto cattolico che da galatese. Io sono un portatore perché anche i miei genitori, mio padre mi ha trasmesso questa cosa fin da piccolo e quindi per me è davvero un'emozione, sono davvero anche io emozionato in questi giorni di festa. Questo giorno per me e per tutti i galatesi è tutto, fede, tradizione e devozione. Anche chi è di fuori, il galatese che sta fuori, aspetta 365 giorni per essere presente qui questo giorno. E penso che chi non può viverla, il galatese che non può viverla perché è distante, soffre molto.
correre dietro. Questo momento per Galatea Mamertino rappresenta veramente tanto, è il giorno nel quale tutti fanno a gara per essere qui, da ogni parte del mondo veramente, perché abbiamo tantissimi immigrati, anche non solo dall'Europa ma anche da ogni parte del mondo, che vengono proprio per la festa dei 3 santi. Per me ovviamente è qualcosa di eccezionale, perché vivere questo momento da primo cittadino è qualcosa di indescrivibile. La devozione mia e dei miei compaesani verso il nostro Santissimo Crocifisso è una cosa che veramente si vede raramente. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Sono giornate intense di grande socialità. Questa sera è l'ultima Santa Messa, quella solenne che conclude le celebrazioni. Siamo ai secondi vespri della festa del Crocifisso. Dopo la celebrazione della Messa, l'immagine del Crocifisso viene accompagnata dalle immagini di San Giacomo e di San Rocco nella sua chiesa, la chiesa di Santa Caterina, dopodiché le statue dei 2 santi da sole proseguono per la chiesa del Rosario, dove San Rocco viene sistemato nella sua cappella e poi il santo patrono sale nuovamente alla matrice. È una celebrazione un po' particolare.